Questa sera cala il sipario sulla prima edizione del Presepe Vivente a Raffadali. Ieri sera, sulla scalinata di Piazza Calvario, palcoscenico naturale del sito, si è dato vita al musical L'Angelo e il Diavolo, curato dai plessi di Ioppolo Giancaxio dell'Istituto Comprensivo Manzoni. In scena anche il gruppo folk Trinacria del Presso Rodari, coordinato da Lucia Alessi. La chiusura degli spettacoli, che ha visto la partecipazione del coro polifonico e della banda musicale di Raffadali, ha visto mettere in scena la tradizionale pastorale di Nardo. E questa sera, a conclusione, ci saranno degustazioni ed esibizioni del gruppo folk I Picciotti di Raffadali. Soddisfazione esprime il vice sindaco Franco Laporta, assessore ai grandi eventi, che invita a visitare il Presepe Vivente per chiudere le vacanze natalizie trascorrendo momenti di divertimento e degustando qualche piatto dal sapore tipicamente siciliano e soprattutto genuino. Un presepe vivente, quello di Raffadali, caratterizzato dalle tradizioni tipiche siciliane. Protagonista anche il folk con il gruppo Trinacria del Presso Rodari, in coinvolgenti esibizioni.